il veronese 42enne romeno picchiato selvaggiamente e poi dato alle fiamme davanti alla stazione di Villafranca. L'uomo è ricoverato in condizioni disperate al centro Grandi Ustioni di Verona. Disastro sfiorato ieri sera a Venezia quando una nave da crociera fuori controllo ha sfiorato la banchina di Riva Sette Martiri. Terrore tra veneziani e turisti che aspettavano il vaporetto. La procura ha aperto una nuova inchiesta. Fine settimana all'insegna del maltempo, grandine, nubifragi e vento hanno flagellato tutta la regione. Dalla montagna al litorale è prevista una nuova ondata tra stasera e domani. Autonomia, oggi pomeriggio un nuovo incontro a Palazzo Chigi. Salvini, il vertice sarà in discesa. Sono ottimista, prima si fa, meglio è. Colpisce la moglie incinta a colpi d'accetta e poi tenta il suicidio ingerendo acido muriatico. È accaduto a Bassano. Entrambi i coniugi sono di origine ghanese e sono ricoverati in gravi condizioni. Le colline del Prosecco tra i siti patrimonio dell'umanità. Per il presidente del Veneto Zaia una bella vittoria che apre nuovi scenari nella tutela del paesaggio di quest'area del Veneto. Nell'ultima settimana il limite di ozono nell'aria è stato superato 7 giorni su 7. Legambiente chiede al sindaco di Padova di rivedere la scelta di non fare la ZTL in via Dante in centro città. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei TG di Antenna 3. In primo piano la cronaca, orrore nel veronese. Un cittadino romeno di 42 anni è ricoverato in gravissime condizioni al centro Grandi Ustioni dell'ospedale di Borgo Trento dopo essere stato dato alle fiamme al termine di un selvaggio pestaggio alla stazione di Villafranca di Verona. L'uomo è stato trovato questa mattina dal macchinista di un treno in arrivo alla stazione. Era riverso sulla banchina accanto al binario privo di conoscenza. È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Borgo Trento. In corso i rilievi di polizia scientifica della squadra mobile di Verona. Secondo quanto si è appreso, l'uomo trascorreva le notti in stazione. Non sono ancora note le origini del pestaggio e poi del tentativo di bruciare vivo l'uomo. Ed ora l'ondata di maltempo che ha flagellato il Veneto e che ha portato ieri sera al rischio di un nuovo gravissimo incidente in laguna. Sono stati attimi di paura quando una nave da crociera della Costa ha sbandato in Riva Sette Martiri rischiando di centrare in pieno la banchina. L'ennesima tragedia sfiorata dopo quella dello scorso 2 di giugno, ma sentiamo i dettagli nel servizio. Nuova tragedia sfiorata a Venezia con una nave da crociera che ha rischiato la collisione contro uno yacht in Riva Sette Martiri ieri nel tardo pomeriggio intorno alle 18:30, quando a causa del maltempo e del forte vento il capitano della nave da crociera, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo della Costa Deliziosa, questo è il nome della nave, in fase di manovra. A muoversi questo tempo, delinquenti, bastardi sono! Nelle immagini riprese dalla banchina si sente la sirena dell'imbarcazione mentre la prua si dirige minacciosa verso lo yacht che si trova ormeggiato. Il panico soltanto all'ultimo momento, dopo che l'equipaggio dello yacht è riuscito a fuggire terrorizzato, i rimorchiatori sono riusciti a evitare l'impatto. Ma la paura è stata davvero tanta e ha riportato al panico vissuto soltanto il 2 giugno scorso, quando, sempre in Riva Sette Martiri, si sono vissuti gli stessi terribili momenti di terrore, con la collisione nel canale della Giudecca tra la MSC Opera e un battello Gran Turismo. Maltempo dunque che ha flagellato il Veneto, dalla montagna al litorale. Cominciamo dal Bellunese, ci aggiorna al telefono Tiziana Bolognani, buongiorno. Sì, buongiorno. Anche nel Bellunese il maltempo non ha dato tregua nel weekend, sono state ore di angoscia a Roccapietro, dove sabato l'ennesimo fortunale ha scaricato quantitativi d'acqua importanti che hanno causato problemi diffusi fra la zona dello Sciale al Lago, Sottoguda, Vallombretta e Malgacciapela. La provinciale del Passo Fedaia è stata invasa da una calata di detriti che hanno costretto l'interruzione della circolazione. Il sindaco di Rocca, Andrea De Bernardini, ha chiesto perciò di poter avere mezzi a disposizione da lasciare sul posto per garantire interventi tempestivi.
Problemi in Lagordino, anche a Cantomaso, dove uno smottamento in località Celata ha tagliato in due la provinciale numero 8, Veneto Strade si è messa subito al lavoro e la riapertura della strada è ipotizzata fra domani e mercoledì. Sabato a Belluno un violento nubifragio che si è protratto per più di 3 ore ha causato problemi alla città, che ha fatto i conti con allagamenti di scantinati e alberi abbattuti dalla furia del vento. A decine gli interventi dei vigili del fuoco. La situazione più critica nella zona di Cavarzano, a pochi passi dal centro cittadino, dove uno smottamento ha interessato le abitazioni che si trovano sotto il Ponte degli Alpini. Immediato l'intervento della protezione civile e del personale del comune per la messa in sicurezza del versante. L'allerta meteo è stata prorogata fino alle 14 di domani pomeriggio. È tutto, a voi. E maltempo anche in provincia di Treviso, particolarmente colpita nel fine settimana la sinistra Piave. La Marca tira le somme di un fine settimana segnato dal maltempo che ha flagellato in particolare la Pedemontana e la sinistra Piave. La violenta grandinata di sabato sera ha provocato danni ingenti all'agricoltura ma anche ad attività produttive ed artigianali, tetti scoperchiati, acqua all'interno dei capannoni che ha danneggiato merce e materiali. Particolarmente colpita l'area dei comuni di San Fior, Godega di Sant'Urbano, Colle Umberto. I sindaci sono intenzionati a chiedere lo stato di calamità naturale. Stamane nuovo sopralluogo, anche perché ieri pomeriggio c'è stato un ulteriore nubifragio che ha interessato tutta la provincia. Il forte vento ha sradicato alcuni alberi in via Schiavonia, a Volpago del Montello, e diversi rami sono caduti a terra anche a Ponzano, Preganziolo e Treviso. A Mogliano, in via dello Scautismo, una pianta ha centrato una macchina parcheggiata. E tavolo tecnico questa mattina a Brendola dopo il devastante incendio alla Isello Vernici. La preoccupazione è soprattutto proprio per il maltempo previsto anche nelle prossime ore. Ci aggiorna Ferdinando Garavello. Sentiamo. Buongiorno anche a voi. Questa mattina c'è stata in municipio di Brendola una riunione che ha coinvolto i sindaci del territorio, la provincia, c'era anche la provincia di Verona, c'era l'ULSS, c'era l'ARPAV, insomma c'erano i vigili del fuoco, c'erano tutti i soggetti che possono contribuire a risolvere questa grave emergenza. Dalla riunione emergono 2 novità. La prima non è affatto buona perché l'acquazzone di ieri che si è scaricato sul Vicentino ha causato la tracimazione dell'acqua, dei reflui provenienti da sotto l'azienda, della barriera idraulica, quindi molte sostanze nocive, tossiche o comunque pericolose potrebbero essersi riversate nella rete scolante minore, tanto che il sindaco Bruno Beltrame ha riattivato l'ordinanza che vieta l'uso dell'acqua in zona per scopi irrigui, quindi non si può irrigare, non si può dar da bere né alle colture né ai frutteti con l'acqua del territorio. Per quanto riguarda la rete scolante più a sud, quindi il Basso Vicentino, se ne parlerà nei prossimi giorni, ma è probabile che venga riattivata anche quella ordinanza. Dall'altra parte invece ci sono notizie positive perché sono tutti d'accordo nel far partire quanto prima la bonifica. Già questo pomeriggio, al massimo domani, i tecnici arriveranno sul posto nella Isello di Brendola per le prime verifiche e naturalmente sotto l'ombrello della magistratura, perché qualsiasi movimento all'interno dell'azienda deve essere verificato dalla magistratura. Però si parte subito con la messa in sicurezza e la bonifica, questa è una buona notizia. Per ora è tutto, vi restituisco la linea. L'autonomia ora, perché il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini si è detto ottimista sul vertice di oggi pomeriggio a Palazzo Chigi sulle autonomie regionali, che sarà, ha detto Salvini, tutto in discesa. Lo ha affermato a margine di un'iniziativa per il centenario dell'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini a Milano. Questa riforma, ha ribadito Salvini, prima si fa e meglio è, perché ormai sono 12 le regioni italiane che chiedono più autonomia, non è soltanto una richiesta lombarda o veneta, è giusto farla bene, continua Salvini. Noi le idee le abbiamo chiare, i compiti li abbiamo fatti, siamo pronti a partire anche domani mattina, così il vice premier Salvini. Poco fa anche il governatore della Lombardia, Fontana, ha detto: sono convinto che oggi ci debba essere una risposta, non dico definitiva, ma che lasci intendere in che direzione si voglia andare, ha detto appunto Attilio Fontana. Naturalmente vi aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali.
Ed ora parliamo dell'importante traguardo arrivato da Baku in Azerbaigian, ovvero l'inserimento delle colline del Prosecco tra i siti patrimonio dell'umanità. Per il presidente del Veneto Zaia una bella vittoria che apre nuovi scenari alla tutela del paesaggio di quest'area del Veneto. Un ringraziamento ai cittadini e soprattutto un pensiero a tutti quei cittadini dei territori, di questi territori del Prosecco che magari oggi non ci sono più e sono loro i veri artefici, coloro che hanno strappato dai rovi queste colline e hanno disegnato questo paesaggio che da oggi è patrimonio dell'umanità. Da Baku in Azerbaigian l'annuncio e il grazie del presidente Luca Zaia che dopo l'assegnazione delle Olimpiadi di Cortina Milano 2026 fa ottenere al Veneto un'altra medaglia prestigiosa, l'inserimento delle colline del Prosecco tra i siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, il 55esimo in territorio italiano. La Commissione ha promosso le colline di casa nostra a pieni voti, unanime il sì dei 21 commissari. Vorrei ricordare che entriamo nel gota dei grandi siti mondiali. Tanto per fare un esempio, siamo assieme alla Grande Muraglia cinese, siamo assieme alle cascate di Iguazú, ovviamente a Babilonia, al Kilimangiaro, insomma a tutti i più grandi elementi ambientali e monumentali del mondo e quindi Prosecco patrimonio dell'umanità. Colline del Conegliano Valdobbiadene, paesaggio agricolo e culturale unico sul quale ora andrà applicata una nuova ampia tutela per far sì che conservino la loro bellezza e possano essere meta di visitatori da tutto il mondo. D'ora in poi istituzioni, imprenditori e abitanti saranno ancora più impegnati nel conservare l'integrità di questo habitat, ha aggiunto Zaia, salvaguardandone la biodiversità e sviluppando le potenzialità attrattive. Di giornata storica per il Veneto e l'Italia intera ha parlato il ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio e alla sua esultanza si è unito il collega agli esteri Enzo Moavero. Un percorso avviato dai 15 comuni del comprensorio, dai consorzi e dalla regione fin dal 2008. Un sogno che ha preso via corpo grazie anche al successo mondiale delle bollicine trevigiane, con un export dai numeri impressionanti, con incrementi annuali a doppia cifra. Ora per il governatore manca solo un tassello per rendere questo 2019 straordinario. L'ultimo sforzo lo faremo per l'autonomia. L'autonomia chiude il trittico e direi che con quest'anno si potrebbe chiudere alla grande. E a Valdobbiadene ieri pomeriggio è stata grande festa appunto per celebrare l'entrata delle colline del Prosecco nel patrimonio dell'umanità. I sindaci adesso si volta pagina, sentiamo quindi l'intervista al sindaco di Valdobbiadene. 3, 2, 1. Un riconoscimento importantissimo, una grande gioia ma anche una grande responsabilità che noi amministratori desideravamo e la vogliamo tutta e vogliamo continuare a lavorare come abbiamo fatto in questi anni, con grande senso di responsabilità, con grande impegno, con prospettive future per le nostre generazioni attuali e per le generazioni future. Ci potranno essere delle grandi soddisfazioni nel futuro e le potremo ottenere solo se continueremo, come abbiamo fatto in questi 10 anni, a lavorare insieme noi 15 sindaci. In alcuni casi sono cambiate le amministrazioni, ma la bontà e la serietà dell'impegno di quelli che c'erano hanno fatto sì che questo progetto continuasse ad andare avanti e se questi presupposti rimarranno credo che ci saranno buone possibilità per il futuro e per le nostre comunità. Se lo aspettava? Ci speravamo tanto, soprattutto dopo il risultato dell'anno scorso. Devo dire che aver avuto quest'anno un parere favorevole di ICOMOS ha spianato la strada. Il lavoro della diplomazia della nostra regione si è fatto sentire, insomma eravamo tutti in trepida attesa, consapevoli di aver fatto tutto il possibile, quindi la speranza c'era, poi il giudizio quando si dipende da altri non si può mai sapere, però la coscienza era a posto e soprattutto la volontà di continuare a lavorare, l'avevamo e continuiamo a averla anche oggi, quindi saranno grandi possibilità per le nostre genti. Ancora cronaca, ora da Bassano, furiosa lite tra marito e moglie sfociata nel dramma in strada Marchesane appunto a Bassano, lei incinta, picchiata e colpita con un'accetta dal marito che poi ha cercato di togliersi la vita ingerendo acido muriatico. La donna, 43 anni, di origine ghanese, è stata trasportata al San Bortolo di Vicenza mentre lui, suo coetaneo, si trova piantonato dalla polizia al San Bassiano in rianimazione e in condizioni gravissime tenuto in coma
farmacologico. All'origine pare la gelosia, tutto si sarebbe consumato nella camera da letto della coppia che vive in un appartamento al primo piano di una palazzina abitata per lo più da stranieri. Assieme a lui vive anche un connazionale, sarebbe stato proprio quest'ultimo a dare l'allarme al 113, sentendo prima le urla dalla stanza occupata dalla coppia, poi rumori anomali, colpi d'accetta assestati dal marito sul capo della donna e quindi il silenzio. Il marito sarebbe quindi uscito, è stato trovato privo di sensi nel cortile davanti al garage del condominio. Maggiori dettagli nel corso dei telegiornali di questa sera. E restiamo nel Vicentino perché la Guardia di Finanza di Vicenza ha concluso un controllo fiscale per i periodi di imposta dal 2013 al 2017 nei confronti di una proprietaria di case che risulta aver affittato immobili omettendo di dichiarare i proventi, 239.700 euro in tutto, derivanti dai relativi canoni riscossi. In particolare, nel corso di una verifica fiscale precedentemente intrapresa nei confronti di una ditta individuale locale, le Fiamme Gialle avevano rilevato che la titolare possedeva 2 case nel centro storico di Vicenza affittate a cittadini statunitensi. Dalle prime attività di controllo è emerso che la donna aveva affittato gli immobili in parola, formalizzando contratti d'affitto regolarmente registrati anche per assecondare le esigenze documentali degli affittuari, ma nonostante ciò i proventi non erano stati dichiarati all'erario. Gli importi hanno portato a formalizzare un verbale di contestazione che è stato trasmesso ora all'Agenzia delle Entrate per il successivo recupero a tassazione della base imponibile che è stata occultata dalla donna. Andiamo ora a Mira, domani pomeriggio verranno celebrati i funerali della piccola Cecilia Piva, morta la scorsa settimana nel tragico incidente in laguna. Buongiorno da Venezia. Ieri, a una settimana dalla morte della figlia 12enne Cecilia, il papà Roberto Piva, attraverso il gruppo di portisti Laguna Veneta, aveva chiesto alle imbarcazioni di attivare le loro sirene all'unisono e così è stato alle 17:38, la stessa ora della domenica precedente in Bacan in cui è avvenuto l'incidente nautico. Il portavoce del gruppo, Mirko Bodi, ha rispettato dunque la richiesta e la volontà di Roberto Piva. Ho accompagnato il papà di Cecilia alla Briccola 9, ha detto. Il tempo non ha aiutato, ma alle 17:38 abbiamo sentito i clacson, le sirene provenienti da tutta la laguna. Molte imbarcazioni in realtà ieri pomeriggio non erano in acqua a causa del maltempo che si è abbattuto sul veneziano, ma tantissime sono state le manifestazioni di affetto e solidarietà sulla pagina Facebook del gruppo. Sabato nel tardo pomeriggio invece, come si vede dalle immagini, i volontari della Guardia Costiera, molti dei quali avevano partecipato alle operazioni di salvataggio domenica scorsa per cercare di salvare la vita appunto a Cecilia, hanno portato dei fiori proprio sul luogo dell'incidente. Ricordiamo che i funerali della dodicenne saranno celebrati domani nella chiesa di Santa Bertilla a Spinea alle 15:30. E un'altra tragedia si è verificata in mare ieri a Jesolo, dove un 50enne padovano è morto dopo essersi tuffato. Sentiamo. Tragedia domenica pomeriggio a Jesolo, un uomo di 50 anni è morto mentre stava facendo il bagno. La vittima è Grigore Ciorbul, moldavo, da molti anni residente a Padova in zona brusegana. Era andato al mare con gli amici, lo hanno trovato esanime a pochi metri di distanza dal bagnasciuga all'altezza della Torretta 17. L'uomo aveva raggiunto la spiaggia insieme a 3 connazionali. Tutto è successo poco prima che iniziasse a piovere. Secondo le prime testimonianze, il gruppetto stava facendo il bagno quando sono stati sorpresi dal temporale. Nel fuggi generale dei turisti, gli amici non si sono accorti che mancava proprio il 50enne. Sono così ritornati sulla spiaggia e hanno iniziato a cercarlo, allertando anche gli addetti al salvataggio. Il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato verso le 16:45. Trascinato a riva, non è rimasto che constatarne il decesso. Considerato che il mare, nonostante il brutto tempo, non era eccessivamente mosso, non è escluso che la morte sia da ricondurre ad un malore, ma tutte le verifiche del caso sono in corso. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco restate con noi. Domenica.
Ed eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Continuiamo con la cronaca perché ci sono stati 2 incidenti questa mattina lungo la rete gestita da Autovie Venete, incidenti che stanno creando disagi al traffico in autostrada con code fino a 6 km. Un mezzo pesante si è messo di traverso autonomamente tra il bivio della A4 e la A23 a San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. L'autista non ha riportato ferite, ma a causa del traffico sostenuto ci sono state lunghe code. Nel secondo caso invece un'auto ha tamponato un mezzo pesante tra Villesse e Palmanova, sempre in direzione di Venezia. La conducente della vettura ha riportato ferite lievi. Anche in questo caso ci sono state code e rallentamenti per tutta la mattinata. Code e rallentamenti si segnalano anche in entrata alla barriera di Trieste Lisart. Nell'ultima settimana il limite dell'ozono nell'aria è stato superato 7 giorni su 7 a Padova. Legambiente chiede al sindaco di rivedere la scelta di non fare la ZTL in via Dante. Sentiamo. L'aria di Padova, dopo essere stata tra le peggiori d'Italia durante l'inverno, anche in questi giorni torridi è irrespirabile. Nella prima settimana di luglio in città il valore per la protezione della salute umana dell'ozono, che è di 120 microgrammi per metro cubo d'aria, è stato superato 7 giorni su 7. Secondo Legambiente negli ultimi 20 giorni i superamenti sono stati ben 17. Di fronte a questi dati gli ambientalisti padovani chiedono al sindaco Sergio Giordani di rivedere le sue ultime decisioni e in fatto di viabilità. In particolare viene contestata al primo cittadino la decisione di bloccare il progetto di ZTL in via Dante promesso da tempo. Purtroppo il sindaco Giordani ultimamente si è rimangiato alcune promesse che aveva fatto che andavano nella direzione giusta, per esempio non farà più la ZTL in via Dante, che comunque vuol dire il passaggio di 10.000 auto al giorno in quella strada, cosa che comunque continua ad aumentare l'inquinamento. In via Dante transitano almeno 10.000 auto al giorno. Per Legambiente va nella direzione sbagliata anche l'intenzione del sindaco di congelare altri interventi sulla mobilità cittadina come il parcheggio e la Prandina. Se si continua così, Padova sarà nuovamente fuori legge per aver superato i giorni disponibili di sforamento dei livelli di ozono. Succede che raggiungiamo il limite annuale di legge, che è di 25 giorni all'anno, e quindi per il 16° anno consecutivo Padova sarà inquinata consecutivamente dall'ozono e sarà con l'aria fuori legge. Torniamo là in provincia di Treviso. Per la prima volta il parco del Sant'Artemio, sede della provincia, diventa scenario di un concerto grazie alla collaborazione con il Conservatorio Stefani di Castelfranco, un modo per festeggiare anche i 50 anni dell'istituto. È un evento che aspettavamo da tempo per ricaricarci, perché abbiamo bisogno di partire con positività come ente provincia dopo 5 anni di sostanziale patimento, chiamiamolo così. Se l'ente provincia è in vena di rinascita o comunque vede la luce in fondo al tunnel, che c'è di meglio in un evento per fare un doppio brindisi? L'occasione viene colta al balzo con i 50 anni del Conservatorio Stefani di Castelfranco ed ecco nascere un parco di note. Per la prima volta il verde del Sant'Artemio diventa scenografia di un concerto. Siccome qualche risorsa ci è stata data, la progettualità c'è, abbiamo deciso di festeggiare anche il compleanno del Conservatorio di Castelfranco Veneto all'interno della provincia e di mettere a disposizione della cittadinanza il parco di Sant'Artemio, che è una bellezza che merita essere fruita. 12 luglio, ore 20:30 per festeggiare insieme un compleanno speciale. 50 anni di storia, 50 anni di studenti, migliaia di studenti sono diplomati, che hanno avuto lusinghieri riconoscimenti in ambito internazionale, per citarne alcuni: Mario Brunello, Giuliano Carmignola e molti altri, non vorrei dimenticare nessuno, che si sono affermati in ambito proprio internazionale, e molti altri hanno scelto professioni diverse, sempre legate alla musica. Dal Peer Gynt di Grieg al flauto magico di Mozart, passando per Verdi, Rossini, Bizet e la Rapsodia in blu di Gershwin. Abbiamo città splendida a Castelfranco con le mura, abbiamo Treviso, città splendida con le mura, ma dobbiamo uscire dalle mura, quindi gli eventi all'aperto danno proprio anche questa libertà, questo approccio più facile anche per il pubblico, ad ingresso gratuito. La provincia insomma non è morta e il suo presidente arriva a scherzarci su.
il tentato omicidio della provincia di Treviso è andato a vuoto. Abbiamo resistito. Vi ricordo come sempre lo spazio dedicato a voi telespettatori, lo dico ad Antenna, la nostra rubrica alla quale potete segnalare disagi, problemi, interverremo. Potete effettuare le vostre segnalazioni inviando un sms o un messaggio WhatsApp al 351 1755 340 oppure inviare una mail a redazione@antenna3.it o ancora lasciare un messaggio alla nostra segreteria telefonica, vedete il numero in sovraimpressione, allo 0422 02 30 898. Uno sguardo ora alla nostra programmazione. Questa sera alle 20:10 si parlerà di Prosecco, naturalmente dopo l'inserimento delle colline di Conegliano e Valdobbiadene nei patrimoni dell'umanità tutelati dall'UNESCO. In studio Ernesto Balbinotto di Manzano, imprenditore del Prosecco. E poi alle 21:15 come ogni lunedì torna l'appuntamento con l'approfondimento di Ring, in studio con Ferdinando Avarino, il senatore Giampaolo Vallardi della Lega, Simone Scarabel dei 5 Stelle e Simonetta Rubinato, presidente di Veneto Vivo. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Inizio di settimana con condizioni di tempo dinamico sul nostro territorio. Il sole non mancherà affatto, tuttavia potrà essere intervallato da qualche temporale in più anche di forte intensità. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo dapprima un ampio soleggiamento su tutte le province. Col passare delle ore si formeranno i consueti temporali sulle Alpi che localmente potranno interessare anche le pianure e via via le coste. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime comprese invece tra 26 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà simile, con tanto sole al mattino, poi il cielo tenderà a coprirsi con l'arrivo di acquazzoni sui rilievi e a seguire un po' su tutta la regione, localmente anche violenti. Attenzione! Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime oscillanti tra i 27 e i 28 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo più sole al mattino. Dal pomeriggio non si esclude qualche rovescio a carattere sparso, possibile un po' ovunque. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime tra 30 e 31 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento meteo. Arrivederci.